Un grande e caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori che si uniscono a noi per questa nuova immersione profonda. Ciao a tutti e grazie per essere qui. Allora, oggi vi propongo un esercizio mentale. Voglio che chi ci ascolta immagini per un attimo uno scenario davvero specifico. Sono curiosa. Siete il direttore del Dipartimento di Astrofisica della Stanford University. Ok, un ruolo di un certo peso, diciamo. Esatto. Siete letteralmente all'apice assoluto della vostra carriera. Il mondo accademico mondiale vi rispetta, i vostri studi sui brillamenti solari sono considerati una pietra miliare. Quindi hai tutto da perdere. Praticamente sì. La cosa più logica, più sicura da fare in quel momento è mantenere la rotta. Cioè, continui a pubblicare le tue ricerche inattaccabili, vai ai convegni, prendi i premi, Certo, è il percorso standard. e invece no. Decidete di rischiare l'intera vostra reputazione accademica costruita in decenni per applicare il rigoroso metodo scientifico all'argomento in assoluto più deriso e stigmatizzato del XX secolo. E professionalmente pericoloso, aggiungerei. Decisamente pericoloso. Parliamo dei fenomeni aerei anomali, quelli che un tempo chiamavamo semplicemente UFO. Un bel salto nel buio. Esattamente. E la missione della nostra indagine di oggi è proprio capire come e perché un uomo come Peter Andrew Sturrock ha deciso di incarnare questa gigantesca contraddizione. Che poi, guarda, per sciogliere subito questo nodo, dobbiamo per forza scartare un preconcetto molto radicato. Cioè, quale preconcetto? Sai, quando si parla di questi argomenti, l'immaginario collettivo corre subito a figure in cerca di attenzioni mediatiche, oppure a persone che pur di confermare una loro intima speranza sono disposte a credere a qualsiasi lucina nel cielo. Sì, il classico cacciatore di misteri. Esatto, ma Peter Sturrock era l'esatto opposto. Era un accademico puro, inflessibile, una mente che era stata letteralmente forgiata dalla necessità imperativa di misurare e quantificare ogni singola variabile. Non cercava conferme sugli extraterrestri, insomma. Per nulla. Lui cercava anomalie nei dati fisici e per capire questa sua rigidità mentale non possiamo limitarci a leggere le sue pubblicazioni universitarie. Dobbiamo guardare all'ambiente in cui è cresciuto. E qui la storia si fa interessante fin da subito, perché lui nasce a Londra a marzo del 1924. Un periodo storico decisamente complesso. Direi. Questo significa che vive la sua adolescenza e i primissimi anni di università nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, sotto i bombardamenti del Blitz tedesco. Che è un dettaglio fondamentale, secondo me, per capire la sua forma mentis. In che senso? Nel senso che l'ambiente londinese di quegli anni non era un posto per teorici con la testa tra le nuvole. Il cielo sopra Londra, voglio dire, non era una bella distesa poetica di stelle da ammirare con calma. Era letteralmente un campo di battaglia. Esatto, era uno spazio dinamico, terribile, solcato da difese contraeree, proiettori che tagliavano il buio e, cosa ancora più importante, dai primissimi radar militari. Ah, ecco, i radar. Sì, tecnologie nuovissime che cercavano di decodificare l'invisibile. Quella generazione è cresciuta con l'idea fissa che il cielo fosse un teatro di forze energetiche estreme, un luogo dove la tecnologia umana veniva spinta oltre ogni limite per questioni di pura sopravvivenza. È una prospettiva che ribalta completamente la situazione. Cioè, non stiamo parlando di un sognatore romantico. Era un pragmatista abituato a un cielo altamente ostile. Perfettamente detto. E infatti, finita la guerra, entra alla prestigiosa Università di Cambridge, si specializza in fisica teorica, per poi trasferirsi negli Stati Uniti negli anni 50. E lì la sua carriera prende il volo. Decolla letteralmente. Diventa il massimo esperto mondiale in plasma e magnetoidrodinamica. Ok, aspetta, fermiamoci un secondo su questo, a beneficio di chi ci ascolta. Magnetoidrodinamica è uno scioglilingua formidabile. Lo è, decisamente. Mettiamolo in termini più semplici. Di cosa stiamo parlando esattamente? Certo. Allora, scomponiamo la parola. Magneto, ovviamente, sta per campo magnetico. E qui ci siamo. Idro si riferisce a un fluido e dinamica al movimento. Ok. In pratica è lo studio di come un fluido, che conduce elettricità, come ad esempio il plasma, si muove e si comporta quando viene attraversato da campi magnetici molto intensi. E il plasma sarebbe? Il plasma non è altro che gas surriscaldato, così caldo che gli elettroni si separano dai nuclei. Per intenderci, è la materia di cui sono fatte le stelle. Ah, wow! Quindi lui studiava le stelle.
Studiava il Sole, passava le sue giornate a calcolare con precisione matematica come le gigantesche eruzioni sulla superficie solare venissero modellate e intrappolate da queste invisibili linee di forza magnetica. Quindi, se dovessimo fare un'analogia, potremmo dire che il suo background era come un edificio costruito su fondamenta di cemento armato inattaccabili. Un paragone perfetto. Ma proprio questa spiegazione mi fa sorgere un dubbio enorme. Abbiamo quest'uomo abituato a gestire forze su scala planetaria, con equazioni perfette. Come fa un medico del cosmo così inquadrato a interessarsi a una questione che all'epoca, cioè in quegli anni, la scienza accademica considerava un tabù assoluto? Il punto di rottura arriva negli anni 60. Che cosa succede negli anni 60? In quel decennio gli Stati Uniti vengono letteralmente sommersi da un numero impressionante di avvistamenti, segnalazioni di fenomeni aerei inspiegabili e, attenzione, non parliamo di racconti folcloristici. Niente luci misteriose viste dal portico di casa. Esatto, niente del genere. I dati che arrivavano sulla scrivania degli scienziati provenivano dalle reti di difesa radar e dai piloti militari del governo. Dati grezzi, strabilianti. E immagino che la pressione per dare una risposta fosse altissima. Altissima. Infatti, l'establishment scientifico americano, insieme all'aeronautica, decide di mettere un punto fermo. Finanziano uno studio ufficiale enorme presso l'Università del Colorado. Il famoso rapporto Condon, giusto? Proprio quello, pubblicato poi nel 1968. Un documento che, se non sbaglio, ha praticamente sigillato la questione per decenni. Cioè la conclusione stampata in prima pagina diceva chiaramente a chiunque leggesse: non c'è nulla di scientificamente rilevante. Gli UFO non hanno valore per la scienza. Pratica chiusa, esatto. E allora, a rigor di logica, un accademico prudente come Sturrock avrebbe dovuto leggere quella copertina e girare all'arga. La stampa. Ah, andava a scavare. Andava dritto alle appendici tecniche. Ai numeri. Leggendo le migliaia di pagine del rapporto Condon, si accorge di una contraddizione logica colossale. Cioè? Che tipo di contraddizione? I dati interni, quelli raccolti sul campo dagli stessi ricercatori, smentivano totalmente le conclusioni scritte nella prefazione. Aspetta. C'era un'alta percentuale di casi documentati che mostravano chiare evidenze di anomalie fisiche. Fammi fare l'avvocato del diavolo, perché credo sia la reazione naturale per chi ci ascolta. Mi stai dicendo che un rapporto ufficiale del governo ha scritto nei suoi capitoli interni «Abbiamo misurato anomalie fisiche», per poi scrivere in copertina «Non c'è niente da vedere». Esattamente questo. Ma com'è possibile? Gli scienziati stavano mentendo in modo così sfacciato. Mentire forse non è il termine giusto. Sturrock capisce che non c'era una grande cospirazione governativa in atto. E cosa c'era allora? Un meccanismo di autodifesa sociologica, quello che lui chiamerà poi l'effetto stigma. Effetto stigma. Sì, gli scienziati del rapporto, come migliaia di altri nel mondo, erano terrorizzati dal giudizio dei propri colleghi. Il sistema accademico sa essere spietato. Ah, certo. Se inizi a indagare su cose strane, diventi il reietto. Precisamente. I fondi ti vengono tagliati, non ti invitano più ai convegni e la tua carriera è finita. Il comitato di Condon aveva semplicemente scelto la sopravvivenza accademica, presentare i dati per dovere, ma trarre una conclusione innocua per non infastidire l'establishment. Quindi il vero blocco non era nel metodo scientifico, ma nella sociologia della scienza. La paura del ridicolo era più forte della curiosità di scoprire cose nuove. Una dinamica umana molto banale se ci pensi. E per smascherare questa cosa, questa ipocrisia, Sturrock fa una mossa che trovo geniale. Capisce che se alzi la mano in una sala professori per chiedere degli UFO, tutti guarderanno il pavimento. Nessuno si esporrebbe mai. Quindi, cosa fa? Nel 1977 organizza un sondaggio, completamente anonimo, e lo manda ai membri dell'American Astronomical Society. Parliamo dei migliori astronomi degli Stati Uniti. Persone che passano la vita attaccate ai telescopi più precisi del pianeta. Esatto. E i risultati di quel sondaggio sono un terremoto. Un vero smascheramento. Protetti dall'anonimato, moltissimi astronomi hanno ammesso la verità. Hanno confessato di aver visto cose. Non solo hanno confermato di aver osservato personalmente fenomeni non identificati sui loro strumenti, ma hanno espresso il forte desiderio che la questione venisse studiata apertamente e finanziata. Una maggioranza silenziosa tenuta in ostaggio dallo stigma. Pazzesco. Ma a questo punto, una volta smascherato il problema sociale, Sturrock deve passare ai fatti fisici, giusto? Certo. Negli anni '80 decide di ignorare la politica universitaria e si butta sui dati puri, restringendo il campo in modo spietato.
A cosa si dedica in particolare? Ai casi radar visivi. Ok, questo è un concetto chiave. Aiutiamo gli ascoltatori a visualizzare la cosa con un esempio. Vai. Immaginiamo di essere in un deserto molto caldo. Guardiamo l'asfalto in lontananza e vediamo una pozza d'acqua. Noi sappiamo che è un miraggio, un'illusione creata dal calore. L'informazione ci arriva da un solo sensore, la nostra vista, che ci inganna. Un classico errore percettivo. Ma se noi camminiamo fino a quel punto, allunghiamo la mano e le nostre dita toccano fisicamente l'acqua, allora cambia tutto. Abbiamo due sensi indipendenti, vista e tatto, che convergono. L'illusione svanisce e diventa un fatto innegabile. I casi radar visivi funzionano così. Un paragone eccellente. Se un pilota riporta di vedere un globo di luce che sfreccia, lo scettico può dire che è stanco, che è un riflesso, o magari il pianeta Venere molto luminoso. Certo, la via d'uscita facile. Ma se mentre il pilota descrive la manovra, la torre di controllo a terra e il radar di bordo tracciano un segnale solido, metallico, che fa la stessa identica manovra, la probabilità di un errore percettivo va a zero. Abbiamo la vista e il tatto elettronico. Esattamente, convergenza di sensori multipli. Ma scusa, i radar di quel decennio, degli anni 60 e 70, non erano perfetti. Soffrivano di interferenze, inversioni termiche nell'atmosfera, i cosiddetti echi fantasma. Obiezione correttissima. Ed è qui che il rigore di Sturrock fa la differenza. Lui scartava immediatamente i rilevamenti radar isolati o incerti e soprattutto analizzava il comportamento cinetico. In che senso? Un banco di nebbia o un'inversione termica non accelera da fermo a 5.000 km/h in pochi secondi per poi inchiodare di colpo. I dati che lui salvava mostravano performance semplicemente impossibili. Impossibili per la nostra fisica. Oggetti che restavano immobili senza ali, sfidando la gravità, per poi fare virate ad angolo retto a velocità impressionanti. E fermiamoci proprio su queste virate. Voglio dire, qualsiasi oggetto materiale che fa una curva a 90 gradi mentre va a velocità supersonica genera forze G letali. Forze incalcolabili. Se ci fosse un pilota umano verrebbe schiacciato e anche il metallo, l'alluminio, il titanio verrebbe fatto a pezzi dalla forza centrifuga. Eppure i radar dicevano che l'oggetto rimaneva intatto. Assolutamente integro. E c'è un altro dettaglio nei documenti che mi ha colpito tantissimo, l'assenza del boom sonico. Sappiamo tutti che se superi la barriera del suono, sposti l'aria e crei un boato che fa tremare le case. Come facevano questi oggetti ad andare a velocità ipersoniche nel silenzio assoluto? Ed è qui, guarda, che si chiude il cerchio con la specializzazione di Sturrock, la fisica del plasma, di cui parlavamo prima. Ah? Molti piloti descrivevano questi oggetti come avvolti da bagliori intensi, che cambiavano colore, dal rosso al blu o al bianco. Una descrizione che a molti sembrerà pura fantascienza. Per un profano suona come magia, ma per un astrofisico esperto di eruzioni solari, quel bagliore suggerisce un'ipotesi meccanica precisa. Ovvero? Gas ionizzato, plasma confinato da campi magnetici, immensi. Se tu riesci ad avvolgere un velivolo in una bolla di plasma, la temperatura e il magnetismo alterano la densità dell'aria circostante. Stai dicendo che creano una specie di vuoto aerodinamico? Esatto. L'oggetto scivola nell'atmosfera terrestre senza creare attrito. L'aria viene spinta via dolcemente prima di toccare lo scafo. E niente attrito significa niente boom sonico. Niente boato e niente surriscaldamento. Quello che per molti accademici era un motivo per deridere i resoconti, per Sturrock era l'indizio di una fisica ad alta energia teoricamente plausibile. Non vedeva folklore, vedeva magnetoidrodinamica applicata. Affascinante. Cambia completamente la lente attraverso cui si guardano questi dati. Però una singola mente brillante non può spostare le montagne dell'Accademia da sola. No, infatti. C'era bisogno di un'azione collettiva. E come ha fatto a obbligare una comunità scientifica rifrattaria a sedersi attorno a un tavolo? Arriviamo agli anni 90. 1997, per la precisione. Sturrock organizza il famoso workshop di Poco Antico, in una tenuta privata a New York. Supportato da fondi privati e dalla sua reputazione, riunisce un gruppo internazionale. Fisici, ingegneri radar. Sì, ma per garantire che nessuno si sentisse in imbarazzo per la propria carriera, impone una regola ferrea. Un filtro spietato all'ingresso. Qual era la regola? Niente aneddoti, niente storie senza prove. Potevano essere discussi solo casi con tripla conferma. Cioè testimoni multipli e radar.
simultanei e possibilmente interazioni elettromagnetiche documentate, tipo aerei con la strumentazione in tilt vicino all'oggetto. Se un caso non aveva tutti e tre i requisiti, restava fuori dalla porta. Quindi ha eliminato tutto il rumore di fondo. Ha detto ai colleghi, in questa stanza non ci sono credenze, ci sono solo numeri e misurazioni. Un recinto sicuro, intellettualmente parlando. Non chiedeva a nessuno di dire che gli alieni esistono, chiedeva di calcolare un'accelerazione anomala. E questo approccio prudente ha funzionato? Tanto che nel 1998 pubblicano The UFO Enigma, un libro inattaccabile. Ma le conseguenze più forti non sono state pubbliche, giusto? No, le vere onde d'urto sono state private. Dopo l'uscita del libro, Storrock diventa una sorta di confessore per il mondo dell'intelligence e della difesa. In che senso un confessore? Inizia a ricevere comunicazioni confidenziali da operatori radar militari, funzionali governativi. Tutta gente che non poteva esporsi per vincoli di segretezza, ma che voleva condividere dati classificati con lui. E da queste comunicazioni segrete emerge un pattern, una costante, che fa venire i brividi. Un pattern geografico chiarissimo. Questi eventi estremi non avvenivano a macchia di leopardo in mezzo al nulla. Si concentravano in punti specifici. Si verificavano con frequenza altissima attorno a infrastrutture sensibili, siti nucleari, basi aeree strategiche, centri di ricerca militare. E in diverse nazioni. Una correlazione diretta tra tecnologia nucleare umana e incursioni anomale. E immagino che di fronte a questo Sturrock avrebbe potuto lanciarsi in speculazioni filosofiche su chi ci stava osservando. Avrebbe potuto, ma mantenne una neutralità assoluta. Il suo discorso non era mai «abbiamo capito chi sono», era sempre «abbiamo dati fisici che state ignorando per vigliaccheria accademica e dobbiamo studiarli». Esigeva un approccio multidisciplinare e permanente. Ed è un atteggiamento che ci porta a riflettere sull'epilogo di questa grande storia. Perché Peter Andrew Storrock ci ha fasciati pochissimo tempo fa. Sì, il 20 dicembre del 2024, a 100 anni esatti. Ha attraversato un secolo intero, dall'era del nucleare, ai radar, fino all'intelligenza artificiale. Un arco vitale pazzesco. E sai, credo che la sua più grande eredità non sia aver risolto il mistero. Non ci ha lasciato la formula matematica di quegli oggetti. E qual è allora il suo lascito? È un lascito metodologico. Ha dimostrato che l'intelligenza umana non deve mai girare la testa dall'altra parte di fronte ai dati scomodi. Se oggi abbiamo commissioni governative e dipartimenti che studiano apertamente gli UAP senza finire derisi, è perché qualcuno con la sua autorevolezza ha fatto da rompighiaccio. Ha tracciato una mappa in un territorio che tutti temevano. E questo ci porta alla riflessione finale per chi ci ascolta. Se le istituzioni scientifiche hanno impiegato decenni per ammettere che misurazioni radar ed elettromagnetiche andavano studiate, e lo hanno fatto solo per la paura dello stigma, per il terrore del giudizio dei colleghi. Che è una cosa spaventosa se ci pensi. Esatto. La vera domanda provocatoria è: quanti altri misteri naturali stiamo ignorando oggi? Quali scoperte biologiche, chimiche o fisiche sono attualmente chiuse nei cassetti di qualche laboratorio nel mondo, scartate in silenzio solo perché un ricercatore ha paura di perdere i fondi o il prestigio? È una prospettiva che fa riflettere molto. Forse le grandi rivoluzioni del prossimo secolo sono già lì, nascoste nei dati che scegliamo di ignorare. La vera lezione di Sturrock è che il coraggio, prima ancora dei microscopi o dei telescopi, è lo strumento scientifico fondamentale. Un enorme ringraziamento a tutti gli ascoltatori per averci accompagnato in questa esplorazione ai confini del metodo scientifico. Grazie di cuore. Alla prossima immersione. Un saluto a tutti.